Serio schianto lungo la A4, un furgone finisce contro una cisterna tra Latisana e Portogruaro, morto sul colpo il 41enne romeno al volante, code chilometriche. Il governatore del Veneto Zaia interviene sulla proposta del ministro Salvini di censire i Rom, la polemica in merito, dice Zaia, è solo una tempesta in un bicchiere d'acqua. Il presidente dell'autorità portuale è chiaro sulla realizzazione della piscina a Marghera. Si può fare, dice, ma solo con un nuovo progetto. Comunali, l'out-out del sindacato a Brugnaro. Dopo mesi di contrattazione l'incontro di ieri è ancora tutto fermo. Si decida entro il 28, sarà mobilitazione. Domenica San Donà arriverà al ballottaggio tra veleni, annunciate querele e colpi bassi. La sfida a due tra il sindaco uscente e la sfidante di quella al vetriolo. Saranno i residenti del quartiere Pertini di Mestre a fungere da telecamere per segnalare situazioni di microcriminalità in zona, muniti di centinaia di fischietti. Sempre più donne colpite dal cancro al seno decidono di essere parte del Trifoglio Rosa, la squadra veneziana di Dragon Boat che ha già ottenuto vari successi. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In apertura, lo avete sentito anche dai titoli, la cronaca con la tragedia che si è consumata questa mattina lungo la A4 dopo il casello di Portogruaro. Nello scontro tra un furgoncino e un'autocisterna ha perso la vita l'autista del camioncino. A meno di 24 ore dal violento incidente di martedì, poco dopo il casello di Villabona, quando un tir è piombato sulle auto ferme in coda in cui ha perso la vita un 70enne di Salzano, questa mattina si sono verificati altri 2 incidenti, di cui uno mortale, sull'autostrada A4 nel tratto fra Latisana e Portogruaro. Erano circa le 7:30, un 41enne di nazionalità rumena a bordo di un furgone ha tamponato una cisterna. Per lui non c'è stato nulla da fare, ha perso la vita sul colpo, troppo gravi i traumi riportati. Il secondo invece è stato un tamponamento fra mezzi pesanti, uno sloveno, l'altro croato, avvenuto a causa della coda che si era formata in seguito al primo incidente. Uno degli autisti, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco di Latisana e Portogruaro e soccorso dall'elicottero di Udine. Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche una 27enne croata. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e i soccorsi meccanici per liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti. L'autostrada A4 è stata chiusa fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Gli incidenti hanno causato molti problemi alla circolazione. Alle 9:30 infatti si registravano 9 chilometri di coda nel tratto Latisana-Portogruaro, 8 invece fra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia, con code anche fra Cessalto e Latisana nella direzione opposta. Il governatore del Veneto Luca Zaia interviene sulla proposta del ministro dell'Interno Salvini di un censimento dei Rom. Giusto, dice Zaia, guarda anche alla tutela dei bimbi, spesso vittime inconsapevoli. Il resto, conclude il governatore, è soltanto una tempesta in un bicchiere d'acqua. A me sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua. Il commento del Presidente del Veneto sul censimento dei Rom deciso dal Ministro Matteo Salvini sulle polemiche in seno adesso, soltanto una inutile bagarre, aggiunge. Non siamo davanti a leggi razziali, a selezione etnica o altre robe che ho visto scritte che fanno rabbrividire, soprattutto per i contenuti che qualcuno ha voluto dare alle dichiarazioni di Salvini. Salvini non ha bisogno di un avvocato difensore, si arrangia da solo a difendersi. Tra considerazioni e precisazioni si deve discutere di problemi veri, cioè che riguardano la sfera sociale, dice Zaia. Però io dico, mi sono anche messo nei panni di un cittadino, sarà pur possibile capire se hanno un codice fiscale in tasca oppure no, e quindi penso che questo, al di là delle battute, vada nella direzione di capire cosa, di capire bene come sia il fenomeno, censirlo, ma soprattutto capire se sono delle situazioni di degrado e di disagio. Nel disagio e spesso nel degrado non si parla mai di chi è la vera vittima, spesso inconsapevole, i bambini, conclude. Mai nessuno parla in queste ore dei bimbi che troviamo ai semafori delle città, dei bimbi obbligati a fare l'accattonaggio, dei bimbi che magari subiscono violenze, sevizie o quant'altro. Io non voglio generalizzare perché c'è brava e cattiva gente dappertutto, però è bene che giustamente si ponga la questione, che lo faccia il Ministro degli Interni mi sembra anche legittimo. Le
piscina a Marghera si può fare, ma con un nuovo progetto. Il vecchio non va bene perché non garantisce sicurezza ai cittadini e ai potenziali utenti. È il messaggio del presidente del porto Pino Musolino a Gianfranco Bettin. E scontro aperto tra l'autorità portuale e la municipalità di Marghera, al centro del contendere il progetto della piscina. È vecchio, serve una variante urbanistica e una viabilità che garantisca sicurezza ai cittadini, dice il presidente del porto Pino Musolino. Noi abbiamo semplicemente fatto due osservazioni di natura tecnica a un progetto. Uno, che per poter fare una piscina lì in ambito portuale è necessaria una variante urbanistica, cosa che noi avevamo già notificato in svariate occasioni, e due, che poiché quando era stata pensata oltre 10 anni fa la piscina lì c'era un certo tipo di traffico e ora il traffico è più che raddoppiato. Il traffico attorno a quell'area è troppo congestionato, specie dei mezzi pesanti insieme al trasporto su rotaie, aggiunge. Che significa che sono più che raddoppiati anche i camion che escono da lì e i treni che passano da lì. Ci siamo premurati di dire attenzione, è necessaria una viabilità che garantisca il massimo della sicurezza alla popolazione che andrà giustamente o che andrebbe giustamente a utilizzare la piscina. Chiaro e preciso il messaggio inviato a Gianfranco Bettin, cui altro non resta che fissare un incontro a breve. Non ci sembra di aver sollevato nessun problema pretestuoso, non ci sembra di aver detto no alla piscina, ma è compito ovviamente nostro da buoni amministratori far sì che l'opera una volta fatta sia fatta a regola d'arte e non crei problemi, perché io già mi immaginavo, come dire, un minuto dopo le proteste contro il porto che crea dei problemi di viabilità all'accesso alla piscina. Credo che sia molto più sensato affrontare i temi in precedenza. L'out-out dei sindacati al sindaco Brugnaro sulla questione comunali. Dopo mesi di contrattazione l'incontro di ieri è ancora tutto fermo, dicono i sindacati. Si decida entro il 28 o sarà mobilitazione, il monito direttamente dal segretario della CGIL Venezia. Comunale ancora tutto in stallo, l'incontro di ieri concluso con un nulla di fatto. Brugnaro decida per l'accordo o sarà battaglia. Così in sintesi il sindacato richiama le proprie responsabilità il primo cittadino. Ieri c'è stata una trattativa importante che si è conclusa senza chiudere sostanzialmente il contratto. Noi abbiamo in modo chiaro e netto detto all'amministrazione che siamo disponibili ancora a un ulteriore confronto che sarà il 28 di giugno, ma per noi è l'ultima data possibile. In quella giornata bisogna chiudere, dare una risposta ai lavoratori e alla città, altrimenti ognuno farà le sue scelte e non escludiamo ovviamente percorsi di mobilitazione importante. Ad oggi mesi e mesi di incontri e trattative non hanno portato a nulla di fatto. Il sindaco non può decidere le condizioni contrattuali con atti d'imperio, dice sempre Giordano. Non stiamo in alcun modo facendo avanzamenti sul contratto decentrato che norma temi importanti come permessi, assenze, ferie, orario di lavoro, organizzazione dei servizi. Temi questi che hanno anche una rispondenza su quanto viene offerto ai cittadini dal comune. E su cui non stiamo facendo passi avanti e l'amministrazione continua ad avere un atteggiamento di riduzione dei diritti dei lavoratori, contrazione della contrattazione e negazione della possibilità di avere un confronto vero. Nuovo volto a San Giuliano con l'approvazione di un ambizioso progetto che prevede tante novità. Sentiamo quali. 80 milioni di euro di investimenti da Forte Marghera al Parco San Giuliano. Il sindaco Brugnaro ha presentato alla cittadinanza il megaprogetto che mette fine a 20 anni di polemiche e ricorsi al TAR, mai realizzato per assenza di fondi, con le imprese di trasporti acquei che dovevano andarsene ma hanno resistito anche alle ingiunzioni dell'ex giunta Orsoni. È un progetto che silenziosamente abbiamo condiviso con tutte le associazioni dei regattanti e devo dire con tutti i loro presidenti in maniera molto discreta, riservata, che però ha dato dei frutti importanti, per cui non più la politica degli annunci come una volta si era usati fare, si vedevano i grandi titoloni e poi non cambiava mai niente, ma la politica del lavoro silenzioso, fatti ma non parole, perché penso che la gente di parole sia stanca. Noi vogliamo continuare ad amministrare la città per quello che è meglio possibile per i cittadini e sempre tenendo d'occhio il bilancio, cioè senza mai fare debito o addirittura appunto calando il debito pubblico. Tanti cambiamenti messi in campo a partire dal canile di San Giuliano, la ciclabile, la passeggiata per i cittadini e non solo. Investiremo su un nuovo canile come avevamo promesso, si investirà su nuovo diciamo, luoghi per poter le aree attrezzate per fare i grandi concerti, i grandi eventi
e poi la ristrutturazione completamente dell'area delle aziende, delle imprese che fanno il trasporto merci nel centro storico. Quell'area invece viene ristrutturata completamente dai privati, ma la cosa nuova è questa grande organizzazione tutti insieme. La politica con il ballottaggio di domenica prossima che a San Donà si preannuncia infuocato. Domenica Sandona di Piave arriverà al ballottaggio tra veleni, annunciate querele e colpi bassi. La sfida a due tra il sindaco uscente Cereser e la dottoressa Pilla e di quelle al vetriolo. La bagarre in merito a un confronto pubblico organizzato dalle ACLI, ree di non aver segnalato alla cittadinanza la mancata adesione dell'imprenditrice, fornita invece con debito e congruo anticipo, dice la stessa. Mi aspetto una chiara presa di posizione nel segno della verità. Anche perché questa è veramente una strumentalizzazione per farmi fare brutta figura con i miei cittadini. Non ho dato la mia disponibilità, questo non è stato segnalato ai giornali e quindi oggi sembrerà che io rinunci volutamente al confronto. Lo sfidante allarga le braccia ma rilancia. Non sono io che organizzo gli incontri e i confronti tra i candidati, in questo caso ho ricevuto un invito da ACLI, come immagino sia accaduto anche nel caso di Francesca Pilla. Se loro hanno confermato quella data è perché avevano la disponibilità dei relatori, se poi sono cambiate le condizioni io non so, io so che l'appuntamento per me c'è, è fissato in agenda e quindi cercherò di onorarlo. Se ci fossero problemi per la data prevista sono comunque disponibili in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, pur di dare la possibilità ai cittadini di decidere. Il messaggio della Pilla a Cereser. Voglio dirgli che lui ha avuto 5 anni per dimostrare quanto era capace di fare, non ha mantenuto le promesse, per cui come si fa nelle imprese private, un bravo manager, se è stato bravo viene riconfermato, se non è stato bravo deve andare a casa. È quello che le invia il suo sfidante. Io le auguro di fare una buona esperienza, chiaramente all'opposizione, così che quando e se avrà voglia tra 5 anni di ripresentarsi sia pronta. Ci fermiamo, adesso c'è una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Siamo tornati in diretta con le notizie da Venezia e provincia. Continua l'impegno dei residenti del quartiere Pertini per riqualificare la zona. Ora diventeranno vere e proprie sentinelle dotate di un mezzo speciale. I residenti di quartiere Pertini a Mestre non mollano e sono sempre più attivi e partecipi per la salvaguardia della zona. In attesa dei lavori per la sistemazione della piazzetta denominata della Vergogna, ora si sono dotati di centinaia di fischietti da utilizzare per lanciare l'allarme in caso di necessità. Noi giovani ci siamo dati da fare per distribuire appunto questi fischietti che verranno usati come deterrente, diciamo, e come allarme nel caso in cui ci sia bisogno, soprattutto per i più anziani. Deve essere un atto di collaborazione tra tutti i cittadini perché chiunque controlla la situazione e sta più attento in quello che li circonda, aiutando proprio il vicinato, aiutandosi a vicenda. Noi giovani abbiamo distribuito una serie di volantini, che qua ne ho uno, e li abbiamo attaccati anche in giro per il quartiere per informare i residenti, soprattutto i più anziani, su quali sono i numeri utili da chiamare in caso di necessità e a cosa serve ogni singolo numero. D'ora in poi dunque nessuno uscirà più di casa senza il fischietto al polso. Tutto a spese del comitato, che ora si è attivato anche per svolgere un controllo costante del territorio, unito all'arrivo di nuove telecamere. L'assessore alla sicurezza ci ha assicurato che provvederà a installare 3 telecamere nel quartiere, una in piazza che la stanno ristrutturando e altre 2 dislocate nel quartiere. Ma noi poi abbiamo 140 telecamere nel quartiere e che solo i nostri coinquilini, sono i nostri quartieranti, sono le nostre signore che si avvicinano e guardano. Allora, il concetto cambia totalmente da quello che era precedente. Anziché chiudersi, io guardo anche la tua zona. Sono felicissimi dell'iniziativa dei fischietti, per questo da loro la possibilità di
fischiare da qualche parte, altri sentono il fischio, si aggiungono e conseguentemente viene allertata tutta la zona. Ladro di oggetti sacri incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Aveva rubato la porta del tabernacolo della chiesa di Caltana, Santa Maria di Sala, lo scorso giugno, ad inizio di giugno. La denuncia del parroco Don Danilo Bovo aveva da subito allertato gli uomini dell'Arma di Mirano. Qualcuno, durante il normale orario di apertura della chiesa, avrebbe trafugato la preziosa porta del tabernacolo dove vengono custoditi gli oli santi sull'altare principale. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire al ladro, che aveva lasciato diverse impronte e tracce sul luogo del furto, e anche di riconsegnare nella serata di ieri la preziosa reliquia al parroco e di identificare anche il mandante del furto. Mandante e ladro sono stati entrambi denunciati a piede libero. Si tratta di due pluripregiudicati di 45 anni. Indagini sono ancora in corso per identificare eventuali complici ed accertare analoghi episodi. Voltiamo pagina. Il governatore del Veneto Luca Zaia passa i poteri alla Carinzia per la presidenza del patto transfrontaliero GECT. Più di 6 milioni di euro per i progetti finanziati dall'Unione Europea e l'annuncio dell'ingresso dell'Istria entro un anno, con l'impegno a coinvolgere anche la Slovenia. Tra le novità della riunione odierna a Trieste del GECT Euregio Senza Confini, tra i governatori del Veneto Luca Zaia, del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e della Carinzia Peter Kaiser, ha visto il passaggio di consegne ufficiali della presidenza dal Veneto all'Anta austriaco dopo ben 5 anni che in realtà dovevano essere un po' meno, ha sottolineato con una battuta Zaia. Un bilancio che ci porta a dire che sotto la mia presidenza ne viene fuori un'approvazione di 5 progetti comunitari europei, dei quali 2 come capofila, quindi il GECT è addirittura capofila. Quindi arrivano risorse e arrivano progetti per il territorio. Ne dico uno per tutto: il tema ad esempio delle piste ciclabili, della mobilità sulle 2 ruote. E mettere in rete tutte le nostre piste ciclabili, pensare alla formazione, alle infrastrutture, questo è un grande progetto. Peter Kaiser ha annunciato per novembre un incontro tra le Camere di Commercio per rafforzare la collaborazione tra gli enti. Per Fedriga quello odierno è stato un esordio. Penso che le battaglie che dobbiamo portare avanti, penso prima fra tutto quella sulla maggiore autonomia per quanto riguarda il Veneto, ovviamente lavorare e andare avanti rispetto al percorso che a seguito del referendum il Veneto con il Presidente Zaia ci ha portato avanti. Per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia, per difendere la nostra autonomia ed anzi magari riprenderci un po' di autonomia che ci è stata negata in questi anni. Io questo pomeriggio vado a Roma proprio per incontrare il Ministro Stefani e fare presente le criticità che sono avvenute in questi anni. Noi abbiamo meno 920 milioni all'anno. Fedriga ha confermato che la direzione del GECT rimarrà in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia, che metterà a disposizione il proprio personale e le sue competenze. Presentato infine il nuovo logo del patto transfrontaliero. Sempre più donne reduci dall'operazione al seno stanno decidendo di essere parte del Trifoglio Rosa, la squadra di Dragon Boat che ha già ottenuto diversi successi. Non spegnersi, non aver paura di uscire e affrontare la vita. È questo lo spirito con cui le donne del Trifoglio Rosa, la squadra veneziana di Dragon Boat, affrontano il tumore al seno, l'intervento e le conseguenze, con una pagaiata al cancro, e sono sempre di più. Quello che stiamo facendo è appunto per poter dare questo messaggio a tutti coloro che sono a casa con questa difficoltà. Fare riabilitazione con la pagaia vuol dire riprendersi in mano la propria vita, ma nel vero senso della parola, non è una fase costruita. Quindi noi speriamo e auspichiamo di aumentare ancora di più. Sorridere sempre, ostinatamente, l'ottimismo serve. Dopo la medaglia d'oro ai campionati mondiali di Dragon Boat lo scorso settembre e il secondo posto a Bardolino al Palio del Chiaretto, la squadra parteciperà al Festival Mondiale di Dragon Boat a Firenze dal 3 all'8 luglio e lo farà con una presenza più folta, con molte new entry. Hanno portato tante persone ad iscriversi, io dico purtroppo persone giovani. Per quello abbiamo deciso di fare l'allenamento anche il sabato. Ho conosciuto queste ragazze e ho visto che prendevano il cancro a pagaiate
e ho pensato perché non dare una mano a fare questa cosa, nel senso che la cosa straordinaria quando ti capita di avere il cancro è la possibilità di avere un'altra chance e di non trascurare nulla perché questa chance possa essere utilizzata al meglio. Una lotta anche per chi questa battaglia non l'ha vinta. Purtroppo Stefania e Anna, così si chiamavano queste nostre compagne di vita, hanno dovuto rinunciare alla pagaia. Per noi è stato un dolore immenso, ma in realtà è stata anche ci dà la forza per poter continuare a pagaiare e a dare sempre di più anche per loro che non ci sono più. Sorridere sempre. È tutto per questa edizione dei telegiornali veneziani, vi lascio come di consueto le previsioni del tempo, io vi ringrazio per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo tuttavia con qualche disturbo in alcuni settori. Vediamo il dettaglio di giovedì 21 giugno. Sul Veneto tanto sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio possibili locali addensamenti sulle aree montuose con qualche isolato temporale. Deciso peggioramento entro la nottata. Temperature minime tra 17 e 21 gradi. Massime comprese invece tra 28 e 33 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione sarà una bella giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Addensamenti e piovaschi sui rilievi dal pomeriggio. Temperature minime tra 19 e 22 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Al mattino deciso peggioramento invece durante le ore pomeridiane con rovesci e temporali piuttosto diffusi un po' su tutti i settori anche di moderata intensità. Temperature minime tra 17 e 18 gradi. Valori massimi compresi invece tra 30 e 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.